posata a riposo? Già fosse che mio marito sia curruto, ma dice che non vengo con un doio, è così feo che mi pare la voce in carrozzella. Fazzi il schifo all'acabo! Chi si ti conosci, ne esisti il fuggini! E vai, non ti poni manco i cani da matassa! E beh, di l'amico! L'amico di Romagna! Fanny! E su chi tardi me dirai oggi li minuti culo vermentino? E Anna Russetto, vai! E su chi te che ti raccanna! Mariti e sono rimasta sola. Bim bam bim bam. Hai già avuto 3 mariti e sono rimasta sola. Bim bam. L'unico vedo che io molto nera la viola. Tra la lera la rila la. Bim bam bim bam. Bombi 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 bombi. Bim bam bim bam. Lentamente ma mammi non mi vuoi. Tra la lera la rila la. La rila la. E gli anni sono cammelli ma tua mammi non mi vuoi. Tra la lera la rila la. Vedi sola, non vedi accompagnata. Bim bam bim bam. Vedi sola, non vedi accompagnata. Bim bam bim bam. Una cosa arrivata se la vedi di consola. Tra la lera la rila la. La rila la. Ma se una cosa arrivata se la vedi di consola. Tra la lera la rila la.
Era tradizione consolidata che in quel periodo la buona borghesia di Sassari si ritrovasse al teatro civico per il ballo del carnevale. Oi mia cara, come sei bella questa sera, veramente tutta elegante, guarda anch'io. Ma anche lei ha un abito che veramente niente ha da invidiare da quelli delle dame della corte di Torino, davvero? E poi quest'anno è uscito particolarmente bene il ballo, vero? Sì, vero? Sì, vero? Sì, è venuto bene. molto Ecco. danze stanno per iniziare. Davvero? Sì, Speriamo che... Guarda quell'ufficiale laggiù, speriamo che lo inviti lui. Guarda com'è, comportamento, com'è elegante. Laggiù, guarda. E dov'è? Vedilo. Dov'è? Sì, ti abbiamo detto che è il nostro. È il nostro. Capitina, capità! A me da questo bersagliere ogni faccia di cannavo mi fa! E i nostri atrioni ancora non si dirà pugato il barretto! Ahimè pure, fende apposta! Ma hanno è venuto il vostro pugato, impara il gabbo! Calmati! Non peggiorare la situazione! Ci sono già molte tensioni tra i due corpi! Vai e digli gentilmente di levarselo! Bersagliere! Ma non sai leggere? Mica metto la croce come te per firmare, né? Croce o non croce, il regolamento parla chiaro! A teatro il cappello non lo puoi tenere! Carta canta! Oh, cara la mia guardia mortuaria! Vuoi che mi tolga il cappello, né? Ma lo faccio subito! Ecco qua! Capitano! E se lasci il nuovo pugano, Barretto! Ma cosa fermo? Adesso ci parlerò io! Grande capitano! Ufficiale! La richiama al rispetto del regolamento! Non può tenere il cappello in teatro! Ne va del contegno della festa e dei presenti! Le faccio presente che io sono in diritto e in dovere di mandare agli arresti chiunque trasgredisca il regolamento! Caro capitano, adesso lo tolgo subito, ecco qua! Dai! Basta con queste quisquilie. Si dia inizio alle danze! Si riprende a ballare, che bello. Permette questo ballo? Con vero piacere. Capitano! Capitano! Mica che su la torre a porta in alto il Barretto! Tranquillo, ci penserò io! Grande capitano! Il dovere mi chiama! Adesso gli parlerò io e chiamerò con me anche il sindaco! Ufficiale, ma ci sta prendendo in giro? Le è stato detto di levarsi il cappello e lo farà nel rispetto del regolamento. Che succede qui? Quest'ufficiale non rispetta il regolamento. Gli è stato chiesto di togliersi il cappello, ma si sta prendendo gioco di noi. Tu, perché hai il cappello? Toglitelo immediatamente! Prontamente, al mio maggiore, obbedisco subito! Mica a te! Ma chi che te piglia di Maluguru? Fermi il convegno! Che
nessuno dei bersaglieri è autorizzato a lasciare questa sala. Siamo pronti all'ordine! Caglievi! Tonti! Silenzio! Tacete! E voi, della Guardia Nazionale, sgombrate la sala e ritiratevi immediatamente! E fate riprendere la festa! Subito! Finalmente riprendono le danze! Questa volta sicuramente mi inviterà quell'ufficiale che c'era lì, che era anche bellissimo. Quale? Quale? Quella lì, quella che c'era. Mamma mia! È nostro! No! È mio! No! È prima me! No! È mio! No! È mio! È mio! Queste donne! Graziosa, ma
dimostra le continue provocazioni dei bersaglieri nei confronti della povera popolazione di Sassari. Ma, era di Zeni, ma, ascolta. Abacchi il corredo è pronto. Quando è che mi cugliueccio, Migliora cara, si vorrà Deu, si vo Deu, ai abide, chi già veri lo do buru. E lumei, a chi, da grande molto babudoi, non ha giù più visto uomo. Sottoposto, siamo qui davanti a questa casa. Dobbiamo compiere una missione segreta, importantissima per conto del re. Oh, il Dio conservi il re! Dobbiamo entrare in familiarità, con le donne che abitano questa casa. Potrebbero essere, che so io, delle spie al soldo dei francesi. Lo sa, signore? Delle spie al soldo dei francesi. Mi scusi, colonnello! Sì. Qui non siamo mica in via Bordello Vecchio! Certo, E non saranno mica delle prostitute! appunto, adesso saliamo ed entriamo in familiarità, no? Il re te lo chiede. Il Dio conservi il re! Ehi là! Cortigiani! Che ti vendete questo continentale? Era una cosa gentile, ma ci sta scambiando per donne della corte. Prego, e sono molto onorata della sua visita. Prego, si sieda pure nella nostra sedia più bella. Sì, adesso io non lo sapevo che ci sarebbe stata una visita così importante. Vado subito a farmi bellissima. No, non abbiamo tutto questo tempo, veniamo subito al motivo della nostra presenza qui. Diteci piuttosto qual è il vostro tariffario, il vostro prezzo. Saltiamo immediatamente i convenevoli. Io mi accompagnerò a voi. E vostra madre al mio attendente. Ma questi si vogliono sposare? Magari. E poi parlano male dei piemontesi, sono persone così fini, così gentili, così raffinati. Quasi quasi me ne svengo, ma... Bene, quindi se non vi dispiace, vado subito ad accomodarmi a letto. Il mio attendente invece consumerà sul tavolo, per terra. Dove preferite? A me sempre i posti più comodi, Scusi, vabbè che voi siete moderni, questi continentali, ma qui senza matrimonio di consumonio non se n'è da fare, Matrimonio? Voi sardi ne approfittate sempre. Uno viene qui per fare una transazione commerciale e cercano subito di affibbiargli una moglie parassita. che? Mi scusi, parli come mangi, cos'è questa transazione col guanciale? Una comunissima transazione commerciale. Insomma, usufruire dei vostri servizi. È vero, di assistenza professionale, come si dice, di accompagnatrice. Non ci avrà pagato per delle bagassone questo? Gesù Giuseppe Maria! Gesù Giuseppe Maria! Ma Gesù Giuseppe Maria! Cacciali via, ma! Cacciali Lo peggio che si poteva capitare! Oh, colonnello!
Questa missione è segretissima. È stata proprio faticosa. Indiso, vai. Sì. Caro Tantente, ma vedrai che il re ce ne sarà riconoscente, sì. Io conservo il re. Però ora torniamo in caserma. Necessariamente torniamo in caserma. Ma prima di tornare in caserma, io direi di andare a farci un goccetto, Ma sì! Perché non andiamo dalla Meloni, Quella lì, c'è la tua Meloni! È proprio qua dietro. Esatto! Anche il vino è molto buono! Bene. Andiamo, eccoci qua. E cos'è? Mari vi è andata la transazione, no? Per favore, lasci perdere e piuttosto ci serva il vino. Attacchetti, era un meglio vino di Sassari! Ehi voi, forza! Venite qui a bere con noi! Vai, pittura sola, vai! Bufalo, ci vai! Fermi lì! Vi devo dire una parola. Voi, sardi puzzolenti, ma come vi permettete di rifiutare l'invito di un bersagliere di Sua Maestà? Puzzolenti a casa! E vai, toccami la canna, vai! E perché la cucina, vai! E perché c'è la sola! Dai, scemo! Sono pigliati i colpi, no? Bersaglieri! Babbo! Turinesi, tataresi e cafibegni, so che io manco una assissina, ma ne date a nibi tutto. Ai, amuzzini, io! Amuzzini! Nanne dumeo, sundu egai, asikutera, te non torna mai. Nanne dumeo, subundu e gai, assicutera, che non torna mai. Seguos in tempo de tiranía, sin infamidades, en canutías, como sus pueblos cascan sin cane, griten de muerte, que gritan pane. Nanne dumeo, subundu e gai, assicutera, che non torna mai. Terra che fa tutto, senza alimento, senza ricovero. Nanne dumeo, subundu e gai, assicutera, che non torna mai. Nuestra bandera numero 30 de vino, no de la tinta, appena morta nuestra bandera, no più s'osservan embriagueras. Nanne dumeo, subundu e gai, assicutera, che non torna mai. Siamo seditos senza lontana, pretende salvare muranas, a bocca e nos laureados, cosa caboledas espiantados. Nanne dumeo, subundu e gai, assicutera, che non torna mai. Adiós, nanni, tenete al conto, vague su sordo.
e tanto ride su mondo il gai, a si potera te non torna mai. Nanne Dumeu, su mondo la gai, assicutera che non torna mai. Nanne Dumeu, su mondo la gai, assicutera.
E mentre noi bersaglieri ci organizzavamo per malmenare i cittadini ignari, il carnevale continuava ad impazzare nelle strade! Franzi! A me chi sei feo! Ma mi pare che su che ha fatto un picotto a un demonio! E io sempre tutto che fai un fiore in cagaranzu! E vai, che mi beccia le rocci! E a te ti centrali! Ma fatti ai rifrigori oggi! Non l'ho giù fatti! Oh. Ma guarda, mi sono usciti belli, grossi, fiati, pari di proprio! Grossi di meglio! Che bella dama educata! Mi pare una di chi si dame della corte di Torino proprio, guarda! Torino, vada a Torino, chi se ne aiuta dalla corte di Rosello! Canta, noi a Costi di Rosello avevamo un carradello di gagnurari e a te manco si ti ne esci i rocci di Sergi Valenti! Adesso ve la facciamo vedere noi! Forza! Facciamo riconoscere il metodo di Radeschi! Sembra di rivivere le festa di Goito! Sì! Si respira l'aria di vittoria come a Pastrenga e a Bussalenga! Oggi abbiamo sottomesso Sassari e domani Vienna e Parigi! Morte!
stava ad impazzare per la città di Sassari, i bersaglieri malmenavano bambini, donne, contadini, tutti quelli che incontravano per la strada. Mentre le vessazioni dei bersaglieri continuavano, i cittadini esasperati si organizzarono e tesero un agguato in un vicolo, assalendo un gruppo di cavalleggeri, ferendone alcuni e uccidendone uno. Per reazione furono inviati 500 bersaglieri e fu proclamato lo stato d'assedio. Ma cos'è lo stato d'assedio? Lo stato d'assedio è la sospensione di tutti i diritti acquisiti. Il potere passò in mano ai militari. Per ritorsione vennero arrestati tutti i componenti della Guardia Nazionale. E i carcerati nelle celle erano tenuti a pane nero ed acqua. Per strada non si potevano formare capannelli con più di 3 persone. I vicoli vennero murati. Persino per chiedere il permesso di andare alla festa di San Gavino bisognava chiedere il permesso, ma non è detto che questo venisse concesso. L'università venne occupata, furono sospese le lezioni e rubate preziosissime suppelletti. Questo è lo stato d'assedio. I sardi cominciavano ad avere una coscienza, e questo grazie anche ai moti angioiani del 1796. La coscienza, quale coscienza? La coscienza del proprio valore. Questo sentimento fece concepire un forte sdegno della iniquità degli uomini. Giorgio Asproni, leader dell'opposizione a Cavour, Ferracciu e Sulis intervennero. Questa la sintesi dei loro discorsi. A voler ben giudicare il movimento in Sardegna, sapete qual è? Da dove trae origine questo sommovimento del popolo sardo? Dall'estrema disuguaglianza, dalla pessima distribuzione degli impieghi, dalla prepotente usurpazione dei terreni, retaggio delle abitudini feudali, da una miseria senza limiti, dall'orribile piaga dell'abolito feudalesimo. I sardi pagano 2 tributi, uno al sovrano e l'altro al feudatario, e quest'ultimo è in debito. Se in Sardegna il numero dei delitti cresce,
È perché sei mal governata. Ma che pretende il governo con uno stato d'assedio? Le prigioni e le torture non sono il mezzo migliore per ottenere la forza morale. Perché? Perché nella Sardegna è stato abolito lo statuto senza che una legge ne decretasse questa abolizione? Dice il ministro, essere cosa leggera lo stato d'assedio, ma non è una cosa lieve che le leggi siano in mano ad un commissario. Non è cosa lieve l'abolizione delle lezioni all'università, la sospensione delle lezioni, no, non è cosa lieve, per comando ostile del generale Durando e senza alcun motivo. La prova che i bersaglieri sono stati i primi ad assalire i cittadini lo si desume dal contegno dei loro superiori, che chiamarono le truppe in caserma per allontanarle dal conflitto. Invece di dire che la Sardegna non è matura per la libertà, bisognerebbe dire che manca adesso la maturità del governo, che vi manda impiegati incapaci, ingiusti, parziali. Perché sentiamo soltanto l'autorità militare che accusa e non quella municipale che deve difendere. Alle 9 di quella sera l'ordine più perfetto regnava a Sassari. Che specie di guerra era questa? Ma se vi erano stati dei disordini, si dovevano cercare i colpevoli. Ogni autorità doveva fare il suo dovere. Ma lo stato di guerra, lo stato d'assedio non è per niente giustificato. Sentiamo la testimonianza Del sindaco dei Peri. Gli arresti al momento sono moltissimi. Si fanno per lo più a capriccio, senza mandato di cattura, a discrezione del commissario di polizia e dei bersaglieri. Un ufficiale ha fatto arrestare un poveraccio perché aveva fatto la corte prima di lui ad una corista del teatro. È una strage di innocenti. Ai processi si ascoltano solo i testimoni che forniscono materia di difesa per i bersaglieri. In carcere danno solo pane nero ed acqua. In 13 metri quadrati sono rinchiusi ben 19 individui. I prigionieri dai paesi sono portati con le braccia e le mani legate al cavallo. Ecco, signori, come si usa in Sardegna nell'anno di grazia 1852. E si vuole che faccia parte di uno Stato di cui si sventola il vessillo della libertà?
a vite riprese come quelle di tutti i giorni. Ma comare che diranno i rampati di muri, poscia i strinti qua! Hanno manco i pizzini per riuscire a giocare a carriera? Umiliaria, tutta la di in casa! Me la difendono un capo a bomboglioni! E da voi, però un fiago, mamme! Ma forza, mi di la ripisciate di muri, digandosi faziara ziminata, farendi lungo torrotana, con un profumo dello tattaleo, i tempi sono ciambati, e non si battano più di chi si così. Oh, drommi, drommi, cicita, drommi, ravanella e cullalla. Di Franzichi la venni la sereta, ma è quanti non mi vincente, mi ha giudichiata in italiano e la giudico. Ascoltami, oh quel fiore, io ti amo forte quanto è grande il cuore. Oh, drommi, drommi, che città. Un poco, poniami rovino i vicini, e i gigioni dentro la patetta. Voi giovani che signorini, faziami ancora mozzarella. Oh, drommi, drommi, cicita, drommi. Lo spettacolo è finito, un saluto agli amici del Canto Sardo, al gruppo di Nulvi, al Teatro Sarda di Sassari e arrivederci al prossimo anno.